Cari amiche e cari amici, bentornati e bentrovati. Ci troviamo in una stanza del museo che voi conoscete già. Probabilmente vi ricordate che nel nostro ultimo incontro abbiamo parlato della raccolta delle cartoline illustrate della Penzeller Museum e ve le abbiamo illustrate, chiaramente non tutte perché sono più di 10.000, però almeno le più significative. Questa stanza ci sono tante cose per cui avremo poi altri appuntamenti che si svolgeranno proprio qua. Oggi vi voglio parlare invece delle macchine da scrivere, un attrezzo che sicuramente tutti voi conoscete perché avete avuto modo magari nella vita lavorativa di poterle utilizzare. Come vedete qua c'è tutta una serie di macchine da scrivere abbastanza numerosa, in quanto possiamo vedere proprio l'evoluzione che c'è stata dai primi modelli fino ad arrivare a quelli più recenti. Per modelli più recenti però dobbiamo fermarci a una ventina d'anni fa, quando poi l'avvento del personal computer ha soppiantato questo attrezzo da ufficio che viceversa era diffusissimo. Non c'era infatti una fabbrica, un ufficio, un qualunque studio notarile piuttosto di avvocati o altro che non avesse una o più di queste macchine che servivano appunto per poter scrivere in maniera veloce, in maniera chiara e magari potendo fare anche più copie. Però prima di illustrarvene magari qualcuna un po' più nel dettaglio, vorrei iniziare in modo un attimino allegro. Le macchine da scrivere venivano utilizzate dalle dattilografe, per cui adesso vi faccio vedere un filmino, una canzoncina dove delle allegre dattilografe cantano e contemporaneamente scrivono con queste macchine. Riscontrando la pregiata vostra del 28 mese scorso, Vi preghiamo a prendere buona nota della nostra ordinazione. nel contempo vi significhi anche in data odierna diamo corso A salvarvi la fattura della precedente spedizione. Noi passiamo tutto l'anno, sia d'inverno che d'autunno, sempre scrivendo così. leggermente tichettiamo, Sopra i tasti ogni ora battiamo, sempre con la PC. sole, cielo e mare mai vediamo, Come uccelli in gabbia noi viviamo. E se un po' ci vuol dettare l'alfabeto dell'amore, presto ai tasti si va. Questa che vi voglio far vedere per prima è una macchina da scrivere molto vecchia e tra le primissime che sono state messe dal mercato dalla ditta Olivetti, che era la famosa fabbrica, forse la più famosa fabbrica di macchine da scrivere italiana che aveva sede ad Ivrea. Questa è una macchina del 1911, per cui parliamo ormai di 110 e passa anni fa. Ma il funzionamento poi è rimasto inalterato nel tempo, non è che ci sono state molte modifiche, abbiamo sempre dei tasti, pigiando questi tasti si azionano dei martelletti che va su un nastro inchiostrato e quindi va a lasciare l'impronta del carattere sul foglio che viene messo dentro. C'è il carrello che si sposta in modo che si può scrivere orizzontalmente il foglio, dopodiché si può avanzare e quindi chiaramente alla fine si ha il documento completo. Come dicevo, questa è una delle primissime macchine, con un funzionamento che è rimasto poi in tutte le altre. Per esempio, facciamo un salto di una quarantina d'anni, arriviamo negli anni 1950, questa è una macchina da scrivere famosissima, è la lettera 22 cosiddetta, perché fu la prima macchina da scrivere portatile, infatti vedete che c'è la custodia con le maniglie perché era una valigia e poteva essere portata. Questa veniva molto usata dai giornalisti perché si potevano spostare nei luoghi dove dovevano scrivere gli articoli, avendo sempre con sé la macchina da scrivere. Ho detto prima che è una macchina famosa e la rese famosa il famoso giornalista Indro Montanelli
perché in quasi tutte le foto che abbiamo il noto scrittore e giornalista utilizza sempre questa macchina da scrivere. Dopodiché, man mano che si è andati avanti negli anni, si sono avute delle macchine da scrivere con delle funzionalità maggiori, però il funzionamento era sempre lo stesso. Una differenza notevole la si ebbe con questo modello. Vedete che ha un carrello molto largo rispetto a queste che hanno un carrello molto più piccolo, perché c'era la necessità per gli avvocati, per gli studi notarili, eccetera, di poter scrivere sui cosiddetti fogli di protocollo, che erano fogli doppi molto larghi, e quindi con questo carrello si aveva questa possibilità, e questa è stata un'introduzione importante perché ha permesso una estensione ulteriore. Il problema era di poter scrivere con una velocità notevole per poter avere una maggior produttività negli uffici, e addirittura venivano fatti dei concorsi per poter premiare le dattilografe che fossero le più veloci. A questo proposito vi faccio vedere un filmino d'epoca che testimonia proprio uno di questi concorsi. Una gara originale è stata bandita dal dopolavoro ed ha raccolto buon numero di concorrenti, suscitando larga curiosità. Fra queste simpatiche dattilografe, chi sarà la più veloce? Chi la più precisa? I termini della gara sono netti. 10 minuti, almeno 500 parole. Un passo avanti notevole sulla velocità delle macchine da scrivere fu introdotto con la loro elettrificazione, cioè invece di essere con un funzionamento manuale, il tasto pigiava un interruttore elettrico che metteva in movimento una pallina, quindi non c'erano più i martelletti che avevano una certa velocità e quindi impedivano che la macchina potesse scrivere molto velocemente, ma c'erano queste proprio delle rotelline con tutti i caratteri impressi che venivano mossi elettricamente, quindi molto velocemente, e ruotando imprimevano attraverso il nastro il carattere. E questo fu un passo avanti veramente notevole, perché permise un incremento notevolissimo della operatività delle dattilografe che utilizzavano queste macchine. Cari amiche e cari amici, spero che questa mia presentazione possa essere stata di vostro interesse e che soprattutto abbiate potuto riconoscere qualche attrezzo da lavoro che avete utilizzato durante la vostra vita lavorativa e che magari ha potuto suscitare qualche ricordo. Voglio chiudere questo intervento con una curiosità. Addirittura è stato scritto un concerto per macchina da scrivere, un concerto in cui c'è la macchina da scrivere come solista accompagnata dall'orchestra, e quindi chiudiamo proprio con questo concerto per macchina da scrivere.